Un brutto tonfo nel modo e nella sostanza. Il KO interno con la Prosesto riapre le piaghe stagionali di una Propatria imprigionata nel mucchio di squadre racchiuse in pochi punti che combattono per la salvezza. Al di là della sconfitta di ieri, maturata nella ripresa dopo un'ora in cui erano stati i Tigrotti a fare meglio e a creare occasioni, resta la sensazione di una squadra che, per varie ragioni, sta raccogliendo meno di quanto potrebbe. Ci sono le numerose assenze, certo, e c'è anche una situazione societaria che non aiuta dopo un passaggio di proprietà che sembrerebbe ancora in bilico e che genera incertezza. L'allenatore Luca Prina è in discussione? Di certo la sua posizione è stata valutata, ma una presa di posizione forte, in un senso o nell'altro, è probabilmente pregiudicata proprio dalla situazione societaria fluida e ancora poco chiara. Intanto, lo stesso Prina fotografa così la sconfitta con la Prosesto. Tutte le considerazioni sulla parte buona in questo momento dobbiamo lasciarle da parte. È una brutta sconfitta per il modo, per il risultato, dalla quale dobbiamo velocemente riprenderci con la consapevolezza che abbiamo le qualità per poterci riprendere, per poter lottare per questo obiettivo.